L'affluenza alle scorse elezioni di domenica e lunedì è stata in Sicilia del 56,39% nei 128 comuni che sono andati al voto. Complessivamente hanno votato 756.144 cittadini su 1.340.983 aventi il diritto. Il dato provinciale dell'affluenza nella nostra provincia, dove si votava in 14 comuni, si è attestato intorno al 48,21% degli aventi diritto, pari a 58.066 votanti. Nella provincia di Caltanissetta hanno votato 5 comuni, pari al 40,63% degli eletti. In provincia di Catania 19 comuni alle urne hanno votato il 57% degli elettori. Nell'Ennese, che ha interessato 9 comuni, hanno votato il 50,43%, nel Messinese, la provincia con più comuni a voto, addirittura ben 32, l'affluenza è stata più alta, attestandosi al 63,67%. Nella provincia di Palermo sono stati 25 i comuni interessati al voto e si è recato alle urne il 60,24% degli aventi diritto. Nel Ragusano, 4 comuni, l'affluenza è stata circa del 58%, mentre nel Siracusano, con 8 comuni al voto, del 57,35%. Nella provincia di Trapani, con 12 comuni al voto, l'affluenza è stata del 59,17%. Il comune con più votanti in Sicilia è risultato Santa Domenica di Vittoria, nel Messinese, in cui ha votato addirittura il 79,74%. Al secondo posto Cerda e Geraci Sicolo, in provincia di Palermo, rispettivamente con il 77,13 e il 76,58. Quello in cui si è registrato il meno numero di votanti, invece, è nella nostra provincia di Agrigento, è il comune di Sant'Angelo Muxaro, dove sono andati al voto appena il 28,90% di votanti. E in merito alle elezioni che hanno interessato la nostra provincia, che ricordiamo sono stati 14, tante le riconferme, alcuni ritorni e qualche novità. Le urne chiuse in provincia di Agrigento ha visto in particolare gli occhi puntati su Licate, il comune più popoloso chiamato al voto, dove non è necessario il turno di ballottaggio. Angelo Balsamo è stato eletto sindaco al primo turno con il 59,62% della preferenze. Ricordiamo che Angelo Balsamo è stato già sindaco alla guida del comune nel 2013, una vittoria schiacciante per il centrodestra che si presentava compatto alla tornata elettorale. L'altro candidato, Fabio Amato, ha chiuso con 6.060 preferenze pari al 31,94%, mentre Angelo Iacono si è fermato a 1.506 preferenze con il 7,94%. Nella città di Menfi un testa a testa serrato, a spuntarlo è stato Vito Clemente con il 50,66 e il nuovo sindaco che succede all'uscente Marilena Maugeri ha avuto la meglio sul candidato Ludovico Viviani, che si è fermato al 49,34%. A Ravanusa trionfa invece Salvatore Pitrola, candidato forte della Democrazia Cristiana dell'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, ma sostenuto anche dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, Articolo 1, dalla lista civica Ravanusa Aperta. Pitrola ha avuto la meglio sugli altri 3 candidati, gli avvocati Cabiria Loggia, Lillo Massimiliano Musso e Vito Ciotta. A Castropilippo invece la novità si chiama Totò Gioacchino Baio, il neosindaco ha battuto con il 49,44% il primo cittadino Luscende Badalamenti e la candidata Ilenia Dainotto. A Sambuca di Sicilia vince invece Giuseppe Cacioppo, già vice sindaco in carica con il 50,97%, che prende il posto di Leo Ciaccio. L'ingegnere edile Vincenzo Galifi, 33 anni, è il nuovo sindaco di Burgio. Galifi prende il 50,66% delle preferenze. Al secondo tentativo è riuscito a vincere le elezioni e sconfiggere il sindaco uscente Matinella, che si è fermato invece al 49,34%. A San Giovanni Gemini il nuovo sindaco è Dino Zimbardo, il neo primo cittadino, ottenendo il 41,35% dei suffragi, ha avuto la meglio su Giovanni Viceli e Rito Compilato.
Domenico Migliare invece è il nuovo sindaco di Joppolo Giancaxio con 562 voti, pari al 69,73%, mentre la sfidante Mariangela Cacciatore si è fermata a 244 voti con il 30,27%. Continuiamo con le riconferme. Alfonso Provvidenza, candidato del Partito Democratico, stravince a Grotte con il 73,50%, il confronto senza storia con Paolo Pilato, e quindi si riconferma Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte. Sono felice e soddisfatto, ha dichiarato il sindaco. I cittadini grottesi hanno dimostrato ancora una volta di essere liberi cittadini. Conferma anche a Calamonaci per l'uscente sindaco Pino Spinelli, che è stato rieletto dopo essersi affermato con l'83,77%, insomma un plebiscito, sul giovane candidato Scorsone, ottenendo solo 135 voti. A Cianciana invece nuovamente eletto Martorana, sindaco uscente, con il 63,18%. A Lucca Sicola arriva la conferma di Salvatore Dazzo al suo secondo mandato consecutivo, prendendo circa il 43%. A Sant'Angelo Muxaro riconferma per l'uscente Angelo Tirrito con il 59,01%, amministrerà il comune per altri 5 anni. Ce l'abbiamo fatta, continua il nostro lavoro, afferma il sindaco, per altri 5 anni. Francesco Cacciatore, rieletto sindaco di Santo Stefano di Quisquina, il sindaco uscente era l'unico candidato e il solo avversario per raggiungimento del quorum, un problema che non si era mai palesato. Già ieri sera, alla prima chiusura delle urne, il quorum era stato raggiunto con oltre il 50%, per cui Cacciatore si tratta del terzo mandato. Intanto arrivano i primi commenti, sono quelli della Democrazia Cristiana, primo partito a Modica e a Licata. Il presidente Cuffaro afferma: nella storia con la prima donna sindaco della città barocca. La Democrazia Cristiana si afferma come primo partito a Modica con l'orgoglio di essere stato fautore dell'elezione della prima donna sindaco in città, attestandoci al 23,26%, un merito che grazie anche all'impegno dell'onorevole Ignazio Abate e di tutta la squadra siamo riusciti a ottenere, quello che dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana. La DC, continua Cuffaro, si attesta anche come primo partito nella città di Licata, raggiungendo la percentuale del 12,99%, pure nell'Agrigentino. Il gioco di squadra e il lavoro del nostro capogruppo all'Asso, onorevole Carmelo Pace, ci inorgoglisce profondamente, ottenendo il risultato della città di Catania. Ringraziamo i candidati ai comuni e il voto per il grandissimo sforzo profuso. Altro comunicato stampa arriva da Partito Democratico, che vince le elezioni amministrative in ben 8 comuni su 14 della nostra provincia. Gli elettori della provincia di Agrigento, anche in questa tornata elettorale, hanno dato fiducia al nostro partito e ai nostri candidati. Questo è il commento a caldo, come dicevamo, di Michele Catanzaro, capogruppo all'Asse e punto di riferimento del PD in provincia di Agrigento. I risultati sono stati molto positivi, continua Catanzaro, e ci convincono a proseguire per questa strada. I cittadini hanno scelto persone che ritengono degne, con le quali condividono valori obiettivi. I miei complimenti e un grande augurio di buon lavoro a tutti i sindaci eletti, in particolare a Salvatore Pitrola di Ravanusa, a Francesco Cacciatore di Santo Stefano Quisquina, Giuseppe Cacioppo di Sambuca di Sicilia, Mimmo Migliare di Joppolo Giancaxio, Alfonso Provvidenza riconfermato a Grotte, Angelo Tirrito riconfermato a Sant'Angelo Muxaro, Enzo Califi Burgio e Vito Clemente di Menfi.